Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo di un personaggio tutto italiano di cui pochissimi sono a conoscenza, ma che è stato un personaggio chiave per quello che è stato, diciamo, un passaggio necessario a cavallo fra gli anni 60 e 70 eh, e poi anche in seguito per quello che appunto era, diciamo, un momento in cui in Italia andava fatta un po' di pulizia. È di Mario Biasutto, il generale Mario Biasutto, di cui vi parlerò oggi. Ehm, questa figura, che è stata anche una figura chiave, ehm, è stato rapito fin subito dopo la nascita. Ha rapito appunto i suoi genitori naturali e affidato in mano a dei paramilitari. E dunque si capisce che già avesse in un certo senso un ruolo importante ad attenderlo e, e che fosse necessario appunto che a seguirlo se ne occupassero delle persone addentrate in quello che poi sarebbe stato il suo destino, il suo futuro. Il generale Mario Biasutto, prima di diventare generale, è stato giustamente come tutti un bambino, ma un bambino che è stato sottoposto a innumerevoli prove proprio fin dalla più tenerissima età. Appena nato, come ho detto, è stato rapito e portato via. Era un bambino atteso, nel senso che si sapeva, era stato previsto il suo arrivo, la sua nascita, era stato previsto ovviamente, come immaginerete, quando parlo e menziono i paramilitari, eh, probabilmente saprete che a guidarli si sono sempre occupati dei gruppi misterici. Le operazioni paramilitari infatti non sono operazioni militari vere e proprie, ma sono quasi sempre coordinate da diciamo personalità, personaggi del mondo occulto, del mondo esoterico, in particolare dotati di doni o comunque gruppi misterici molto forti. Detto questo, per continuare un po' il racconto della vita di Mario Biasutto, ehm, sappiate che appunto così come era previsto il suo arrivo, c'era chi attendeva appunto di accoglierlo e attendeva con una grande aspettativa quello che era il destino di questo bambino, e c'era anche chi invece voleva disfarsene il più presto possibile proprio perché sarebbe stato una minaccia, diciamo così, per una parte di personaggi, insomma, ma non solo. Era fondamentale appunto che il generale Mario Biasutto ripulisse nel modo più accurato e approfondito possibile il suo karma, proprio perché avrebbe dovuto operare in modi molto forti, essendo comunque un militare. Infatti nasce da una genealogia di militari, in quanto suo padre era già un generale, suo nonno era anche lui un militare. Pertanto era, diciamo, un predestinato in un certo senso. E come sappiamo le azioni militari non sono certo come ballare un tango o un cia-cia-cia. Sì, è chiaro che durante le azioni militari il karma si sporca perché anche se sono ordini che si ricevono, in realtà le azioni vengono pagate dal singolo che le compie. Pertanto era necessario appunto che questo bambino avesse il karma più pulito possibile e così a caro prezzo è stato picchiato, massacrato, insomma, non è bello dirlo, però per i primi 18 mesi di vita è stato in coma e questo coma era appunto necessario, diciamo così, forse addirittura calcolato, proprio per pulire in anticipo e portarlo in credito karmico.
Durante questi 18 mesi di coma, però, in astrale il generale Mario Biasotto ha vissuto in Tibet. È stato lì per il tempo necessario al suo corpo di ricostruirsi. Infatti, il cervello ci ha impiegato ben 2 anni a rigenerarsi del tutto perché era stato gravemente lesionato. Un bambino che parte dunque con una specie di handicap, di ritardo rispetto a quelli che sono i suoi coetanei. E crescendo, riteneva un po' giustamente che la sua vita fosse normale, diciamo, rispetto a quella degli altri bambini, non aveva i mezzi per confrontarsi, però a differenza di altri bambini, il futuro generale Mario Biasotto è stato arruolato d'ufficio a 5 anni proprio da questo gruppo di paramilitari che lo aveva preso in custodia. È così che partecipava a riunioni di questi paramilitari, riunioni che si tenevano a volte anche in astrale e non necessariamente in modo fisico, comunque si radunavano in modo fisico, ma poi quando percepivano che potessero esserci degli intoppi o dei problemi o che fosse necessario essere più discreti, si spostavano sul piano astrale. Un anno dopo il suo arruolamento, diciamo così, ritennero che fosse il tempo di mostrargli un posto che gli avrebbe cambiato completamente la vita. Pur avendo solo 6 anni, decisero di mostrargli i campi di concentramento che sono nel sottosuolo, diciamo così, della Siberia, una regione vasta quasi quanto la Sicilia, dove appunto vengono fatte dei veri e propri abomini e non tutti sono in grado di reggere alla vista di ciò che viene fatto di sotto. Tant'è vero che non tutti i membri della cellula dei paramilitari nel quale appunto il generale Mario Biasotto avrebbe operato sono stati portati a vedere questo posto. Soltanto pochi, forse solo 3-4 di loro, hanno avuto diciamo questo fardello, perché poi questo non è stato un onore in un certo senso, ma un fardello, perché la vista di determinate cose era veramente insostenibile. Addirittura sono stati portati singolarmente, uno ad uno, proprio per evitare che e monitorare al meglio la loro reazione, in quanto appunto si temeva potessero non superare lo shock conseguente alla vista di determinate cose. Tornato dalla Siberia, chiaramente, pur essendo un bambino, ha vissuto questa esperienza come una molla, uno stimolo grandissimo a perseguire le finalità della cellula paramilitare, e cioè mh, sono stata molto generica nel dire cosa è stato visto sotto diciamo, la Siberia, ma a grandi linee vi dirò che è lì che insomma, è concentrato il potere occulto che governa il mondo e che tiene il genere umano in uno stato di schiavitù, sia psicologica che astrale, che energetica. E dunque il futuro generale Mario Biasotto, che all'epoca aveva soltanto 6 anni, è stato cambiato per sempre, perché da allora, da quel momento in poi, ha deciso che avrebbe fatto qualsiasi cosa, usato qualsiasi mezzo per aiutare l'umanità, per essere appunto liberata e tolta dalla morsa dei Khazari. Non tutti, come ho detto, non tutti i membri della cellula paramilitare avevano avuto il peso
e ho l'onore di vedere cosa accadeva in Siberia, al punto che alcuni di loro, spinti appunto dal desiderio di conoscenza, non avendo avuto appunto la possibilità di vedere con i loro occhi, organizzarono alcune sedute spiritiche, durante le quali venivano chiamati gli spiriti di loro ex collaboratori o comunque di altri paramilitari che com- partecipavano insomma all'interno di altre cellule paramilitari. E, va detto che le azioni a cui partecipavano questi paramilitari non erano azioni semplici, ma e non erano azioni che oggi, con il benessere, con la vita a cui siamo abituati, saremmo in grado di ritenere azioni, non dico giuste perché erano giuste, ma tollerabili. Non tutti sarebbero in grado appunto di prendere parte ad azioni di quel tipo, ma dobbiamo anche considerare la particolarità di quel periodo storico e il fatto che nel dopoguerra le persone a 30-40 anni avevano una fortissima motivazione dal momento che erano cresciute, vissute per anni diciamo, in stato di guerra, cioè avevano visto quello che era la guerra in prima persona, avevano visto tutte le brutture, gli orrori, la paura, il terrore di quegli anni e dunque avrebbero fatto qualsiasi cosa per evitare che ciò accadesse ancora a loro e alle generazioni future. Perciò non dobbiamo guardare a questi personaggi come personaggi che gratuitamente, diciamo così, si prestavano ad azioni forti, ma piuttosto come a un gruppo di eroi che avevano deciso, dopo tutto quello che purtroppo era toccato loro vedere, di collaborare e destinare, dedicare la loro esistenza al bene della collettività. Dunque nel periodo anni 60-70, parallelamente a quello che era il Ministero degli Interni, si è sviluppato, diciamo, un secondo corpus ehm, proprio nelle mani dei paramilitari. Va detto ancora che le sedi, diciamo così, di questi punti nevralgici erano quasi sempre i casinò, cioè quelli erano dei punti sotto il controllo del Ministero degli Interni, ma che comunque venivano gestiti o comunque erano sede di azioni paramilitari e di paramilitari in genere. Dunque un po' è così che funzionava e questo secondo corpus indipendente, assolutamente indipendente dal Ministero degli Interni, era, come ho detto, come anticipato, gestito da gruppi misterici molto potenti che facevano appunto capo e riferimento a maghi veramente forti, fortissimi, eh, che appunto avevano deciso di dare un po' di pulizia perché altrimenti l'Italia sicuramente sarebbe finita come una specie di Far West dove, considerando gli anni appunto del dopoguerra, dove ancora c'era un grandissimo numero di armi in circolazione, dove era stato toccato il punto più basso della bestialità umana, potete immaginare quello che sarebbe successo se non ci fosse stato comunque un gruppo che avesse dato appunto un po' di ordine e pulizia e così facendo, intervenendo, insomma, hanno permesso a tutti di vivere in un posto civile e, e in crescita, in sviluppo, qualcosa insomma che per anni comunque è stato bello da vivere. Immaginate alla, appunto al periodo del dopoguerra, con la crescita economica, con l'avvento insomma di un'economia stabile, di tante conquiste dei diritti
del popolo, insomma, e tutto questo è stato possibile proprio grazie alle azioni dei paramilitari. Purtroppo il generale Mario Biasutto è morto in un incidente in motocicletta durante un'azione, appunto, era inseguito in quel momento, ha perso il controllo della sua motocicletta e in una curva ha sbandato e battuto la testa proprio sulla lapide di un cimitero che era lì su strada, questi cimiteri di campagna. mm, e purtroppo ci ha lasciati questo personaggio veramente fondamentale. Vi ho parlato appunto del generale Mario Biasutto perché oggi ci vorrebbe un altro generale Mario Biasutto. Purtroppo i tempi che arriveranno non saranno tanto piacevoli. Non mi dilungo a descriverli perché penso che sotto gli occhi di tutti, quelli che hanno un po' di sensibilità e di, come dire, sesto senso, un po' le percezioni diciamo, vive e attente, si può percepire un po' il clima generale e dunque chissà che a futura memoria la figura del generale Mario Biasutto non ci dia un po' il coraggio di fare la cosa giusta. Ora io vi ringrazio di aver ascoltato questa storia fino a qui, e, vi saluto e vi invito, insomma, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale per non perdere le prossime condivisioni. Vi ringrazio della vostra attenzione e arrivederci alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.